In generale l'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini è meno grave rispetto agli adulti, anche se ci sono dei casi di patologie particolari, come per esempio la sindrome multinfiammatoria, e che può dare una compromissione importante anche di tipo cardiaco. Meno diffuso tra i ragazzi, ma comunque pericoloso, il contagio da SARS-CoV-2 per la popolazione più giovane, che può soffrire anche di long Covid. Il long Covid esiste anche nei bambini, non è molto frequente, però comunque uno studio che abbiamo fatto qui a Padova, ma che è stato fatto e confermato anche da altri studi internazionali, indica che circa il 20% dei bambini possono avere una lieve compromissione cardiaca transitoria, che però può essere presente. E poi chiaramente ci sono tutti quelli che sono i problemi di ordine psicologico, di ordine personale, che sono legati al fatto per esempio che i bambini possono non andare a scuola, la mancata socializzazione, tutti questi aspetti qui. Per quanti continuano a nutrire dubbi sull'opportunità di vaccinare o no i figli piccoli, il professor Carlo Giaquinto dell'Università di Padova sottolinea in particolare un dato. La miocardite e la pericardite, che è una complicazione della vaccinazione rara, che è reversibile e transitoria, questa patologia nei pazienti non vaccinati, negli adolescenti non vaccinati che hanno il Covid, il rischio di miocardite e pericardite è 6 volte superiore rispetto ai vaccinati.